Bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Insomma, questo fine settimana c'è Napoli-Inter, si giocano una bella fetta di scudetto, beati loro. E come non ricordare una vecchia sfida tra Napoli e Inter? Parliamo di un'altra epoca, parliamo di altro che lotta a scudetto, parliamo di altri tipi di squadre e parliamo di una partita molto molto particolare, resa celebre non tanto da quanto successo in campo, meglio sì, da quanto successo in campo, ma non tanto per gesta calcistiche quanto per una polemica come poche altre se ne sono viste sui campi di calcio, almeno nel modo in cui tutto ciò è successo. Prima di raccontarvi questo Napoli-Inter vi ricordo di iscrivervi al canale, che tanto è sempre gratis, di lasciare like, lasciare commenti, è gratis pure quello, e di seguire i nostri social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio, che è il blog dove oltre ai ricordi del passato ci sono anche approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio e sulla Serie A attuale, così rimaniamo anche nel mondo attuale che ci circonda e non solo in quello vecchio. Noi oggi parliamo di Napoli-Inter del 15 marzo del 1992. Napoli-Inter sono più o meno in lotta per la Coppa UEFA, soprattutto il Napoli, perché l'Inter sta andando incontro a una stagione disastrosa con la prima parte in cui era stata guidata da Enrico, un esperimento che poi è fallito completamente, l'allenatore toscano si dimette e viene sostituito da Suarez. Napoli-Inter alla 25esima giornata, eccolo qui, adesso vi racconto che cosa è successo. Intanto vi faccio vedere la locandina, se si vede, eccolo qui. Che cosa succede? Succede che il Napoli va in vantaggio con Gianfranco Zola al 14esimo, giornata anche molto calda. Tra l'altro vi faccio vedere, se non avete notato, questo pallone bellissimo della Diadora del Napoli, che utilizzava il Napoli in quella stagione, a me piaceva tantissimo. All'inizio del secondo tempo pareggia Stefano Desideri, che è al primo anno all'Inter dopo le stagioni alla Roma e che era entrato all'inizio della partita praticamente al posto di Massimo Paganin, che si era fatto male. Desideri pareggia con uno dei suoi soliti gol più o meno dal limite dell'area. Quello che succede subito dopo il gol è clamoroso. Io mi ricordo che ne parlarono tantissimo, perché Desideri nell'esultare si rivolge proprio alla panchina dell'Inter e a Suarez, con cui ha un pessimo rapporto, lo indica proprio con il dito e in maniera abbastanza curiosa gli dedica il gol, perché la frase che tutta Italia legge, il labiale che tutta Italia legge è proprio "è per te stronzo", ripetuto più e più volte con la faccia di Suarez praticamente gelata, impassibile, e poi in realtà c'è uno scontro tra i due. Tra l'altro Desideri viene ovviamente zittito dai compagni di squadra, viene portato via. Diciamo che c'era un rapporto molto molto teso tra i due. Verrà multato, verrà messo anche parzialmente fuori rosa. Poi io ho letto che è stato messo fuori rosa, però io mi ricordo che poi ad aprile, il sabato di Pasqua, si giocò il derby Milan-Inter 1-0 e Desideri fu espulso per doppia ammonizione, quindi vuol dire che era stato comunque reintegrato in rosa. Vabbè. Napoli-Inter finisce 1-1, il pareggio è giusto. Addirittura Desideri viene inquadrato come il peggiore in campo, gli viene dato 5,5. Ha fatto il gol del pareggio, ma si è segnalato per un gesto non proprio felice nei confronti di Suarez, però non è stato il peggiore in campo magari per quello. E Napoli-Inter finisce 1-1, la partita viene ricordata sostanzialmente solo per quello. Eccolo qui, l'esultanza molto pacata, oserei dire, di Desideri, che a Roma non mi ricordo perché, credo comunque anche per questa tendenza un po' che aveva a ingrassare, lo soprannominavano Ciccio Bello. Finisce 1-1, il Napoli di Claudio Ranieri arriverà quarto in campionato, l'Inter arriverà ottava fuori dall'Europa, in una delle stagioni peggiori di quegli anni. Vi faccio vedere rapidamente anche la foto delle due squadre, come facciamo sempre. Questo è il Napoli 91-92, allenato da Claudio Ranieri,
dopo il miracolo di Cagliari, disputa un'ottima stagione anche a Napoli, con il quarto posto, dietro al Milan, alla Juventus e al Torino. E adesso vi faccio vedere anche l'Inter, che è questa qui. Eccolo qui, c'è anche Desiderio, che potrete riconoscere vicino a Sergio Battistini. L'Inter 91-92 che iniziò la stagione con Orrico e la terminò con Luisito Suarez in panchina, una delle stagioni davvero peggiori per l'Inter, che si ritrova tra l'altro anche con il Milan che gli festeggiava lo scudetto praticamente in faccia. E non fu semplice nemmeno quella. Si rifarà poi l'anno dopo con l'arrivo di Bagnoli, ma di quello ne parleremo magari un'altra volta. Questa è la partita della settimana, vedremo come finirà Napoli-Inter di questo 2025 e chi vincerà lo scudetto alla fine di questo campionato. Magari scrivete nei commenti chi pensate che vincerà il campionato fra Napoli e Inter, o se magari pensate che lo possa vincere anche qualcun altro. Cioè, l'Atalanta mi sembra l'unica squadra come punti in grado di rosicchiare qualcosa alle prime due. Noi racchiuderemo tutti i commenti e vedremo alla fine del campionato chi di voi avrà avuto ragione e vincerete qualcosa, sì, vincerete la gloria di aver indovinato. Noi ci vediamo la prossima settimana e la prossima settimana parleremo ovviamente di un'altra partita che si giocherà nel fine settimana. Io già so quale partita andremo ad analizzare, non vi dico quale sarà, ma vi dico che è una partita piena di gol. Ciao.